Oggi parlavo con un mio dipendente che è marocchino e è venuto perché voleva che io trovassi un lavoro a sua moglie, perché va in una fabbrica vicino e c'è un padrone di 60 anni che gli dice: ma che bel culo che hai. E dico: ma scusa, ma è tua moglie, ma perché non gli danno un ceffone o fa qualcosa? Evidentemente lei è marocchina, si sente profondamente umiliata, dice: questo problema io cerco di farlo adesso. Poi io gli ho raccontato all'opposto l'esperienza di un mio amico e una mia amica che sono in Egitto, e allora si è reso conto di come sono le cose e alla fine dicevamo, no? Dico, quello non è semplicemente un cretino, che sia italiano, sia marocchino, è un cretino, tutto e basta, è uno stupido, non è questione di cultura, è questione di cervello, è questione di rispetto. E poi dicevamo sì, perché probabilmente l'idea che voi avete quando venite qui è di un certo genere, sì, c'è un certo genere. Io credevo che le donne in Italia sono come quelle che si vedono in TV, sempre in giro così, pensavo di venire qua proiettato e bastavano 2 parole perché queste venissero con me. In realtà non è così. La diversità culturale, no? E poi gli dicevo sì, perché probabilmente voi dell'Occidente, della nostra civiltà, cogliete solo i difetti, ma non riuscite, per tutta una serie di ragioni, a prendere il valore necessario. La libertà da noi non c'è, devi fare il baciamano, è così. Noi vediamo la TV, veniamo tirati dai vostri castani e non vediamo i valori. Quando veniamo qui ci rendiamo conto che ci sono dei valori come rispetto. Questo lo dico perché queste tirate contro la civiltà occidentale mi mettono i nervi. Questo stupido criticismo mi mette i nervi. Non è vero. Abbiamo dei valori che sono diventati universali semplicemente perché si impongono da sé. Bisognerebbe però che li conservassimo e che conservassimo le radici di questi valori che si sono sviluppati. Quindi ho fatto questa digressione per dire che cosa? Che i valori, se vogliamo, ci sono. Anche il fatto di stare a dibattere è un valore, anche il fatto di far spazio, di ascoltare e di ascoltarci è un valore. Ed è la dotazione più preziosa che abbiamo. E penso che questa sfida dovremmo riuscire in qualche modo a correrla e a vincerla. Grazie.